Questa è una tagliadera di farro. Profumo incredibile. Ciao ragazzi, bentornati da Giannico. Siamo entrati in Quaresima e quindi si mangia di magro. Lì c'è un banco, vedete, pieno di robe verdi. Sono tutte erbette spontanee, buonissime, che finiranno qui dentro. Giannico, sei immerso nel verde? Questa è una delle robe più belle in assoluto per me, per la mia vita in questa stagione qua. Perché c'è da dire una cosa, che i veneti una volta, la cultura proprio veneta, era mangiare per curarsi e si curava mangiando. Certo nutrire, fare che robe ha, però questa roba qua che mangiava porcaria, roba, cioè basta mangiare, non è assolutamente vero. Dopo si va una corrente del pensiero che te mai testa, pastiglia, te mai l'osso, pastiglia, te mai panza, pastiglia, e che c'è poi un'altra strada, che è quella dei multinazionali della medicina così. In Cina e ancora in parte orientale, lui lavora e mangia così. Però adesso non è perché una è meglio che altra. Questo qua è la medicina per eccellenza di sta stagione qua. E cos'è tu preparato qua, De Bau? Mi ho curato e radice, premesso che adesso è una stagione tutta strana, tutta matta, perché a Pasqua tardiva, stagione buonoriva. Sì che adesso che c'è tutta sta roba qua che pur essendo ancora freddo è perfettissima. Aga pronti i butti. Oh, ma Tito, sai che i fioriti qua sono i capperi dei veneti? Ah. Quando che c'è il bocciolo così, ti metti sul sai grosso un vaso, dopo 15 di un mese te lo lavi. Ma pensa. Il dattero dei poveri. Il cappero? Cappero dei poveri. Ma pensati. Ma pensati, e siccome che adesso gli hanno la vigoria sotto perché non sta mai tanto freddo, di questi che nella montagna. Ma che belli, ma che belli. Bellissimi, bellissimi. E qua invece? Il re delle erbe spontanee, Raperonzolo. Eccolo, il selvatico. Selvaticissimo. E questa sarebbe una pastinaca selvatica, la vedi questa Certo. bianca? Beh, questa qua da mangiarla crua così con un po', lasciare un po' da liquirizia da terra, oppure tritasò molto leggermente in modo che a questa sia croccante, fare una tagliadea, tanta roba. Tanta roba. Sì. Dopo passando in strada, guardando in giro, vedo queste donne col culo alto. Ma cosa si deve fare? Se non deve andare a Radice, a Rampunzi, ai Rosoline. Queste le rosoline? Sì, e lei è il papavero. Ah. Sai che vedi che i campi del papavero. Ah, questo è papavero. Le devo partire adesso. E cosa si fa con questo? Questo qua, femo un pesto, cioè femo. Lo varia, perché se devo parliamo per stasera. Questo qua l'hai già fatto? Oh, che colore incredibile. Ma che roba che incredibile. Mamma mia. E questo? Pasta? Serve per condurre la pasta? Tu puoi fare anche un Crostino? Ti puoi fare un filetto di trota, ti dai una scottata leggera, ti lasci leggermente al dente, no? Però, e ti metti solo questo qua. Ma ti diverti? Immagino. Costo zero. E là invece? La valeriana, Certo. questa si è coltivata, però vi garantisco che adesso se devo mangiare l'orto di questa che è una vaianga, proprio tantissimo, che la va tolto succo e manine, ne taglia e raisette e la vai 2, 3, 4 volte e mangiare così, non cavare le raisette. Certo. Però bisogna lavarle bene. I bruscandoli? Che non resta io, ma però mi casualmente che non sempre drio. E questi, i verdolini. I verdolini, che bei. Vero che sei bello? Sì. Sti qua, mio papà, quando che faceva una carredà, quando che cavava una pianta che rasteava a terra, li semenava a novembre, ottobre-novembre. E si pronti adesso perché come funziona la storia? La raisa la lavora e dà nutrimento a foglia.
e la manda su linfa, acqua, mestieri. Quando che viene freddo, la foglia che dice, oh, muoio a mandarmi su acqua, perché se già sa, mandami su sali minerali, mandami su zinco, magnesio, ferro, che ora non puoi giassarmi, non puoi farmi È male. da lì che diventa croccante. E da lì diventa croccante, e da lì diventa dolce. Vedi? Ma tu pensi? Questo qua, se te mi lo faccio così, che pesto l'aglio, lo spacco, che sonto dei sardè, ti dico una roba che faccio bene se posso. Questi qua tanti chef gli cava via la lisca. Che problemi ha la lisca? La tenanissima, la masero, faccio sto desfritto e condiso a caldo i verdolini. Ma se è una roba, questa qua con una fettina brustolata, con qualcosa sopra, ti vedrai quanta roba che poi viene fuori. L'olio è mio, no? E adesso è il momento di imbottigliarlo. Lo usa imbottigliare, lo ho sistemato tutto. Mio papà aveva sul cammin sempre una squea, una carafetta del deposito vegetativo, la potoccia, ce l'abbiamo un altri, dell'olio che non c'è da mangiare. Però mi lavò. Non sei d'accordo che serve? Per aiutare il fuoco a partire bene, ma soprattutto, non so se ti hai mai messo l'olio di oliva dentro la sua miscela rispetto a una volta e ti sentivi le brasole che mio papà, sto delinquente, in ristorante e che metteva sta potoccia qua, sopra il bronze, faceva un fumo, però il fumo sapeva là. Breso, da grigliata mista, si che la gente parcheggiava la macchina e diceva, qua si mangia bene, senti che profumo, pensate i vecchi, non buttava via niente Stefano, niente. Certo. Questa è una farina di mandorle che vino sempre, come che vuole sai il pegoro, guarda la farina di mandorle, gli metto un pochetto, anche perché sta qua la diventerà un po' una cremetta. Questa è una tagliatella di farro, 3/4 e un quarto di granea. Quindi il nostro pranzo di oggi, insomma. Beh, ogni volta te ventite voi seiare, scusa. Piace questa ricerca alla gente che viene qui? Piace tantissimo perché qui non si bara, cioè qui non puoi andare al supermercato a prendere i piselli Findus, o ti è o non ti è. Certo. Io non so se fa tempo, ma siccome che mi avevo fatto un pesto di rosoline. Sì. No, guarda che quello, Ah, che bello. Attento. Quindi lo mettiamo a richiamo con questo? Sì. Fantastico. Giannico, che colore, guarda. Do proprio voglia di star bene, quindi... Ma sì, il profumo. Adesso sento anche... È stato da campo, da natura. Sento la liquirizia, il profumo della terra. Ragazzi, è incredibile. Un piatto di una semplicità estrema, ma di una ricchezza di sapore che vi consiglio di provare. Giannico, alla prossima, altro che te dica. Avanti. Avanti.